Ma l'augurio che faccio ai veneti è quello che innanzitutto si possa chiudere con questo Natale anche questo 2015, che non è stato assolutamente un grande anno da ricordare per alcuni fatti. Valeria Solesin, il teatro Bataclan, i morti da dissesto idrogeologico, penso ad esempio a San Vito nel Bellunese con i 3 morti, penso alla tromba d'aria, al tornado in Riviera con un altro morto e così via. Lasciamoci questo anno alle spalle, auguro a tutti salute, serenità e che si possa avere un grande anno, un grande 2016 che ci permetta anche di dare tante risposte. Il mio pensiero non può non andare ai 145.000 disoccupati che in questo momento vivono l'ansia di non trovare lavoro e ovviamente a tutti i risparmiatori, i piccoli risparmiatori, spesso magari capita anche truffati, vittime di prodotti finanziari che non erano per loro e che comunque pagano il conto di quello che è accaduto in Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il prossimo sarà un anno all'insegna di risparmi e razionalizzazioni, ha detto Zaia. La Regione ha 150 milioni di immobili da vendere e si impone un piano straordinario di alienazioni. Ma tra quelli che sono i progetti e quelli che sono gli auguri per il 2016 ce n'è uno che per Zaia rappresenta entrambi ed è che il prossimo possa essere l'anno in cui sarà celebrato un referendum per l'autonomia del Veneto. Andare a votare sì a un referendum per l'autonomia non vuol dire farsi una tessera di partito, perché chi è di sinistra, di destra, di centro, della Lega è grillino, comunque se sta in Veneto non può che essere autonomista.